Diceva lei dimostrare a se stessi cosa valete. Quanto è importante questa trasferta a Treviglio anche per la squadra che ancora non ha vinto fuori casa? Come dicevo giustamente, è fondamentale questa partita perché ancora non abbiamo vinto fuori casa e vogliamo che domenica prossima sarà la prima vittoria in trasferta per quanto riguarda la Fortitudo. Per noi principalmente, ma soprattutto anche per i tifosi che hanno dimostrato in questi giorni effettivamente di essere ritornati i tifosi di qualche anno fa, dove effettivamente ci seguivano tranquillamente senza problemi, e quindi noi, ripeto, vogliamo dimostrare a noi e soprattutto ai tifosi che siamo la Fortitudo Agrigento. Diceva lei è una squadra tosta, come pensate di affrontarle il Treviglio? Insomma, avete studiato un po' quale potrebbe essere diciamo, la chiave per vincere lì? Sì, soprattutto partiamo dalla difesa, dobbiamo cercare di costringere Treviglio a giocare meno di squadra e poi niente, dobbiamo provare in tutti i modi ad avere pazienza, ripeto, speriamo di avere tutti quanti i nostri in campo e poi grazie all'esperienza e alle qualità di ognuno di loro cercare di fare una partita di squadra. L'infermeria era piena a fine diciamo, partita scorsa. I biglietti sono stati già fatti per tutti, quindi verranno tutti quanti con noi a Treviglio. Ci sono buone possibilità. Piazza sicuramente, De Laurentiis anche, Albano vediamo un po', perché se non sbaglio proprio in questo momento sono con il medico per vedere un po' com'è la situazione. Domenica lei ha disputato una bella partita, è stata anche determinante un suo canestro a pochi secondi dalla fine. Penserà di ripetere questa prestazione agonistica anche a Treviglio? Io ce la metterò tutta e spero di ripagare quella fiducia che mi è stata data. Sicuro darò il massimo, però sicuramente è un'altra partita, quindi altri giocatori, quindi ci saranno dinamiche diverse, però spero di riuscirci. Come si trova qui ad Agrigento? Io sto benissimo, poi la comodità di vivere qui è un lusso per pochi, diciamo. In più, come già ho detto anche quando sono arrivato alle prime interviste, io sono fondamentalmente, le mie origini sono diciamo dell'Agrigentino, Montallegro, dove c'è tutta, diciamo, la mia famiglia da parte di mio nonno, e ho avuto anche l'opportunità di conoscerli, visto che comunque non ero mai venuto in Sicilia ed adesso ho sfruttato, diciamo, tutta l'occasione per giocare e per conoscere la mia famiglia. Perché la Fortitudo ancora non vince fuori casa? Questo, questo se lo sapevo forse avevamo già vinto fuori casa, no, però sì, abbiamo avuto dei problemi all'inizio anno. Adesso ci siamo guardati negli occhi, ci siamo detti di determinate cose e speriamo che queste cose queste promesse fatte da noi verranno mantenute, e sicuramente la prima partita contro Casal Monferrato, tra mille problemi, l'abbiamo portata a casa. Adesso dobbiamo fare uno sforzo maggiore per portare a casa una in trasferta, che comunque si sa in trasferta è sempre più difficile che in casa.